Beh, io sono favorevole all'accoglienza in questo caso. Vediamo cosa si può fare per questi poveri che stanno subendo delle cose atroci e quindi io ripeto sono d'accordo. Sono un po' contraria, sono diventata un po' razzista, mi dispiace, ognuno a casa sua, i nostri vecchi hanno fatto una guerra per portarci la nostra libertà, ognuno la sua. Perché è giusto aiutarli, se è possibile, con le dovute maniere, insomma. Assolutamente favorevole. Chi vuole andare via dall'Afghanistan deve essere libero di farlo. I corridoi umanitari cosa vuol dire? Bisogna approfondire. Dove vanno? Chi li prende? Cosa fanno? Si parla di 4.000 famiglie. Penso che sia una cosa doverosa da fare, però non condivido il modo. Difficile dire se uno è favorevole o contrario, anche perché la situazione è estremamente complessa. Ad ogni modo, in linea di massima sarei anche favorevole. Ci troveremo ad affrontare una situazione creata da altri, è un'emergenza assoluta, veramente grave, che dovrebbe venire affrontata da tutta l'Europa unita. Assolutamente favorevole, non credo che ci sia nulla da eccepire, soprattutto per le persone che stanno soffrendo in questo modo in Afghanistan. Sono persone in cerca d'aiuto, fuggono da quella che diventerà una guerra, quindi sì, aiutiamoli, non so perché non l'abbiamo ancora fatto, ecco. No, sono molto favorevole, bisogna aiutare quella gente che è sempre in difficoltà e non si capisce negli ultimi 20 anni quali siano state le conseguenze di questa guerra, cosa abbiamo ottenuto sia in termini di denaro che in termini di vite umane.